Old Italian Food, oggi fa tappa a Napoli. Emanuele Vaccarini incontrerà per noi 4 amici che lo porteranno a scoprire delle antiche trattorie della città, dove la tradizione e la cultura sono di casa. Old Italian Food, un viaggio alla riscoperta della cucina delle nonne. Greci, romani, francesi, spagnoli. La cucina napoletana è stata influenzata da tante culture, un patrimonio gastronomico che bisogna assolutamente scoprire. Appena arrivato a Napoli, e la prima cosa che mi viene in mente è andare a scoprire cosa amano i napoletani sulle loro tavole. Andiamolo a vedere. A Gennaro mi hanno mandato da te perché mi hanno detto che sei napoletano 100%. Sei giovane, Antonio. Una curiosità, io sono arrivato adesso da Roma. Qual è il tuo piatto preferito della tradizione napoletana? Qual è il piatto preferito vostro della tradizione napoletana? Un ragù. Un ragù. Buono il ragù. Genovese e ragù. È un ragù. Buono, buono. Però è bello mangiare. Ragù, parmigiana di Melenzano. Buono. Lo dico in napoletano? Sì, Pasta e fasulli che frutto di mare. buona. La pasta e patana La pasta e pane della prova. E poi patata la prova. a genovese. Tu le conosci, grande pro. La canna puzzaio. Buona. La cutaletta che fiarella, la cutaletta che puarola. La dice fiarella. Vai, fammi sognare, dai. Tortellini con la panna, Come? tortellini. Come tortellini che sono napoletani, i tortellini con la panna. Una bella lasagna napoletana. Buona. Spaghetta, bongole. Sacisce e fiarella, frate. La morte sua. No, la morte mia, frate, perché dopo quello vado a dormire, fratello. La pizza. Qual è il piatto preferito vostro napoletano però? Una fetta di pastiera a fine pasto, come dolce. Giustamente. Le bucatine che maldiciano. È romano quello. Grande. Old Italian Food. Oggi sono a Napoli e sto aspettando 4 amici che mi porteranno a mangiare la tradizione napoletana. Quella cosa che quando ti metti in bocca ti fa innamorare il palato e scende fino al cuore. Sto a Piazza Carlo III e sto aspettando Gennaro, ma come al solito è in ritardo. Sono Gennaro Calvano e sono un capotreno delle Ferrovie dello Stato, Frecciarossa. Ma nel mio tempo libero, oltre ad essere uno scrittore, amo raccontare la napoletanità attraverso i miei profili social. Cosa amo di più della mia città? Oltre alle sue tante sfaccettature, il cibo della tradizione. Carissimo Emanuele, che piacere! Come stai? Tutto bene. Come al solito stai in ritardo. C'era un po' di traffico, mi devi scusare. Dimmi un po' una cosa, ma che mi porti a mangiare speciale? Una bella cosa, Emanuele. La trippa alla romana. Altre. Cioè, io parto da Roma per venire a Napoli e mi fa mangiare la trippa romana, stai fuori? Ma a Roma la fate con la mentuccia, a Napoli cavasi Nicola. Il basilico. Andiamo a mangiare sta Andiamo. trippa, dai, no, c'ho pure fame. Vabbè, ma a parte la trippa romana, ma che mi fai mangiare? Emanuele, io ti sto portando a Dorus, il re della trippa a Napoli. A Roma può mangiare trippa con limone, trippa che fagioli, trippa che patana, può mangiare un soffritto. Emanuele, ma tu la mangiare? E mo' beghia. No, ma che c'ho pure fame, dai, su. Fin dal lontano 1600, nella famiglia reale, interiore e frattagli erano considerati scarti non adatti ai palati nobili. Venivano gettati fuori dalle cucine del palazzo reale. E molte donne del popolo, pur di riuscire a prenderne un po', davano vita a litigi e le loro urla si sentivano fin sopra gli appartamenti reali. In dialetto queste donne venivano chiamate zandraglie.
Ma proprio loro hanno creato alcuni dei piatti più amati dai napoletani, ancora oggi, dando vita a una nuova figura, o carnacuttale. Manuè, cada ci portate ad più grande carnacuttare in Napoli. Vincenzo Russo, figlio di Aniello. 4 generazioni. Ma il tripparo? Esatto, andiamo. Buongiorno, permesso? Buongiorno, ciao Gennaro. Ciao Alessandra. Ciao. Buongiorno Luis. Ciao Gennaro. Tutto a posto? Tutto bene, tutto bene. Vi ho portato un caro amico da Roma, Emanuele. Ci fa piacere. Piacere, Vincenzo. Ciao Alessandra. Gennaro, hai portato compagni tu, ma mangiare poi roba saporita. Sono venuto qua a posto. Ah sì, Sedetevi. Ci vediamo dopo, grazie. Guardatevi, ragazzi. Raccontami la storia di sta tripperia. Ma questa storia della tripperia è nata in mano a papà, è nata dal 1945, dopo la guerra. Papà si fece fare un carrettino e vendeva nella zona ambulante. Poi ogni tanto faceva una sosta, si fermava una mezz'oretta e poi continuava a girare il quartiere. Poi diciamo che trovammo questo locale un po' più avanti e là siamo stati 37 anni. E qua Paziano e Terreni sono passati anni 30. E poi diciamo che questa è stata tramandata da molte generazioni, papà, io, mia figlia. Terza generazione? Sì, io terza generazione. Continua con la 4ª generazione, il figlio di mia sorella. E come ti diceva prima papà, vedi, lui dormiva in quel carrettino dove il nonno vendeva la trippa. Questo è un mestiere che lo devi fare con amore. Il papà l'ha trasmesso a lui l'ha trasmesso a noi e non solo prepariamo la trippa, ma ce la mangiamo pure. Infatti quando lui sta al banco e taglia la trippa, noi ci scegliamo i pezzi migliori e ce li mangiamo. Alessà, ma che si mangia dentro sta tripperia? Allora, noi siamo carnacuttare, si dice in napoletano, quindi noi nasciamo proprio con la zuppa in brodo. Quindi noi facciamo la zuppa di carne cotta, facciamo la trippa alla romana ma col basilico, trippa con patate, trippa e fagioli, spaghetti con soffritto, zuppa di soffritto e infine facciamo la buonocore, che è una sorta di trippa all'insalata, viene servita con carote, cipolle, sedano, pomodori, viene tagliata sottile, sottile, sottile. Emanuele, ma non sai cosa ti perdi, non sai cosa ti mangi quando tu ti metti davanti quella insalatona. Alt, questa la voglio come antipasto. E vai, te la faccio provare. Perfetto. Andiamo. Gennaro, questa è la lavanda del nonno. Grazie. Dopo grazie. cosa vi porto da mangiare? Che c'hai? Che c'ho? La zuppa di carne cotta, la trippa con fagioli, trippa e patate, trippa al sugo, spaghetti trippa e patate, soffritto. O zuppa o con gli spaghetti, come la preferisci? Io direi un po' di tutto, no? Perché no? Dicello nonno, un po' di tutto. Vabbè, mo mi chiedo. Grazie. Grazie. La trippa al buonocore. Hanno detto che c'era il limone, ci mettiamo il limoncino così. Ale. Azz, Manuel, cominciamo buona. Oh, tu la conosci, lo conosci ancora, e voi? Va bene. La cosa che mi stupisce è il sapore della trippa accompagnata da una freschezza primaverile che manco un principe può dire no a sto piatto. Mamma mia, il profumo. Grazie. Grazie. Io comincerei con quelli però. Cioè, chiede questa, a me dammi quelli, ok. E tu lo ospiti, quindi ti devo accontentare. Dimmi una cosa, ma come si dice a basilico napoletano? Eccolo qua. Vasi Nicola, senti che poesia. Ma sai perché si dice Vasi Nicola? No. Non lo sai? No. E te lo dico io. Perché deriva dal greco, Napoli. È stata una colonia greca.
come ben sai. La magna grecia. La famosa magna grecia. Io mangio. Magna grecia e tu magna trippa. E dal greco, basilicon, era proprio il basilico. Mangia, mangia. Fatti grande. Com'è? Buona. Buona assai, eh? Questa. Io assaggio questa. Senti. Di acqua. No, io devo assaggiare quell'altro però. Guarda qua, va. Trippa che patate. Non vedi da una parte povera dall'animale, il quinto quarto e lo fa diventare più prezioso di un diamante. Voglio assaggiare pure questo, che fai? Non la senti? Alla bocca, vede così. Io basta, ma mangio io. Mangiare questo. Da quanto tempo è che viene a mangiare qua? Che conosce questo posto? Questo è un posto storico per la mia famiglia. Mi portava mio padre quando ero piccolo. Avrò avuto i miei 7-8 anni, già ci venivo con mio padre. Poi crescendo vengo qui e porto i miei figli. Mamma mia, sto proprio gonfio. Adesso però io me ne vado, ti lascio un compagnato russo, ma la cosa più importante è che, mi raccomando, paga il conto che io sono ospite. È ovvio, Emanuele, l'importante è che hai mangiato bene. Bene, benissimo, infatti mo mi alzo e vado a fare i complimenti alla cuoca. Ciao bellino, grazie. Ciao Emanuele, alla prossima. Ciao. Ragazzi, grazie, buonissima e voglio fare i complimenti alla cuoca. Grazie, mi fa piacere. Complimenti per la passione, per le materie prime, per la qualità e per l'amore che ci mettete a fare sti piatti. Lavoriamo con tutto il cuore come al dito. Ciao belli mia, ciao, alla prossima, ciao. E quando te la scordi una maniera del genere? No, piacere mio, grazie di tutto e complimenti, complimenti. Oh Russo, tutto a posto, che sto scoppiando. Grazie. Non ti do la mano penna perché è tutta bagnata. Perché mi devi dare pure bagnata, sono casareccio. Grazie di tutto. Ciao belli, grazie di tutto. Che dire? Si spende il giusto, si mangia da paura e dopo 4 generazioni di carne cottari ho risentito la vera tradizione napoletana. Ciao belli mia! Nei vicoli di Napoli si nascondono le antiche trattorie della tradizione. Oggi sono nel quartiere Chiaia per il mio secondo appuntamento e sto aspettando l'amico Angelo che mi accompagnerà in un'altra trattoria della tradizione napoletana. Sono Angelo, ho 22 anni e sono di Napoli. Sono uno studente di psicologia alla Federico II, studio doppiaggio alla Voice Art Dubbing e sono un batterista. Oltre a queste mie grandi passioni, quindi recitare, il teatro, il cinema, ce n'è una in particolare molto forte, il cibo. Emanuele! Oh, bello mio! Come stai? Tutto bene, tu? Tutto bene, tutto bene. Secondo, c'ho un dubbio, ma questo non è un quartiere chic, non mi porterai mica a mangiare gourmet? Non ti preoccupare, Emanuele, ti porto a mangiare all'Osteria da Tonino, 1880, una delle più antiche di Napoli. No, fammi stare, vai. Chiaia è uno dei quartieri più in della città, dove è possibile immergersi nella Napoli bene e godersi rilassanti passeggiate a 2 passi dal mare. Salve. Buonasera. Ciao Angelo, come stai? Tutto bene, tu? Tutto bene. Senti, ti ho portato un amico da Roma. Ciao, piacere Emanuele. Piacere Antonio. Antonio, per un attimo c'avevo paura. Stando nel quartiere Chiaia, avevo paura che mi portasse a mangiare gourmet. Ma che gourmet? Qua viene a mangiare la vera cucina napoletana. E sto più tranquillo. Senti, Antonio, dove ci possiamo accomodare? Vi faccio accomodare alla saletta interna. Ok. Prima di andare a accomodarmi all'interno, però io e te dobbiamo fare un po' di chiacchiere,
antica osteria da Tonino 1880. Anto, raccontami sta favola. Un secolo e mezzo fa il mio bisnonno ha aperto questa osteria ed è attualmente la più antica a Napoli ed ancora oggi siamo qui a riportare in tavola i piatti più storici partenopei e napoletani. Ma mi hanno detto che avete una persona che fa il controllo qualità molto severa. Sì, è la mia nonna, ha 90 anni, continua ancora a controllarci e soprattutto ad insegnarci come fare a portare questa storia avanti. Un'altra curiosità, ma in 150 anni di storia, ma quanta gente famosa e popolare è venuta a mangiare qui dentro? Ne sono passati in tanti, partendo da Caruso, partendo da Dario Fo, il premio Nobel, fino ad arrivare al Duca d'Aosta Amedeo, Renzo Arbore e tanti altri artisti famosi che sono venuti e che continuano a venire. Una cosa che mi ha incuriosito, mi ha detto Angelo che tu fai non la carne alla pizzaiola, ma la provola alla pizzaiola. Quello è un curiosità. Sempre cotta in padella con aglio, olio, pomodori, origano, bella fusa, buonissima. Te la faccio assaggiare dopo. Una cosa bella che di sto locale tradizionale con 150 anni di storia che sono entrato e ho visto tanta gente giovane come te a lavorare qua dentro. Come mai questa scelta? È una scelta di responsabilità, è un grande onore ed onere portare avanti questa storia e noi giovani, io e mio fratello che mi accompagna in questa avventura, abbiamo scelto di portarla avanti perché... E questa cosa mi fa molto onore. Però Monto, mi hai fatto venire fame, fammi mangiare perché mi sta cascando Ti faccio assaggiare qualcosa. Per fare assaggiare qualcosa, mi devi far mangiare tutto. Ti faccio la buffata. Bravo. Ok ragazzi, che cosa volete mangiare? Ma tu che cosa ci proponi? Io vi farò assaggiare un boccaccello con salsiccia, perillo e provola e una buona parmigiana. E poi? Uno scialatiello alle cozze e un gnocca sorrentino. E poi? Una braciola al ragù e una provola alla pizzaiola. E poi? 2 melenzane a funghetto. Va bene. Aggiudicato. Okay, grazie. Angelo, ma che è sto boccaccello? Dicesi boccaccello, un barattolo piccolo. Se è grande o buccacci. Ho capito male. E un'altra cosa, a braciola, ma quella de maiale? No, a Napoli significa 2 cose. Innanzitutto l'involtino di carne cotto dentro il ragù condito con formaggio, prezzemolo. E poi quando viene una bella guaglione pavi dici wow, che bella braciola. Se possono avere tutte e due? No, mi dispiace, solo la braciola in ragù. Ma contento, va. Eccoci qua. Oh, grande. Bella parmigiana. Perfetto, Appetito, grazie. Io comincio la parmigiana. Oh, te lo mangia tutto, Dammi un boccaccello. Ma come? Buono. Dai giù, magna. Dai, fate grosso. Guarda come fila, parte dalla Finlandia. Ogni boccone è una novità e una delizia e non finiresti mai di mangiarlo. Un piatto spiritoso che contiene friarielli, salsicce e provola affumicata. Apri la bocca, che bello che zio, mangia. Buonissimo. Veramente buono. No, dai. Si sentono tutti i sapori di una volta, ma con la leggerezza del piatto, come se te stessi a mangiare, che ne so, una piuma. Ok ragazzi, i primi sono pronti. Abbiamo gnocco alla sorrentina e scialatiele alle cozze. Prego, buon appetito. Da dove vuoi iniziare? Io do gnocco. Io vedo il scialatiele. Fermo capito io. Gnocco alla sorrentina con la sua scioglievolezza e poi andiamo a cambiare con lo scialatiello, con i frutti dei mari, anzi con le cozze. Il sapore, l'odore, mamma mia. Ma come te buona st'idea di mettere a fattore? Beh, in famiglia nessuno è un artista, proprio nessuno, sono uscito io strano.
Però questa indole artistica mi ha sempre spinto e quindi a un certo punto ho deciso di fare qualcosa. Ho detto, mo devo studiare, e quindi ho iniziato a fare teatro durante il periodo delle medie, mo sto facendo doppiaggio all'Accademia. E ogni volta che studio mi rendo conto che è un mondo sempre più bello. Allora, mangiate questo e fammi assaggiare. No, aspetta. Aspetta, tu. Fai sempre questo. Beh, grosso, ho bisogno di nutrirmi. Magna che devi crescere. E rimango sempre più stupito e innamorato di sti piatti. Senti, la consistenza del pomodoro non è né crudo né troppo cotto, giusto col sapore, dolcezza. Perfetto. Sapidità. Buoni. Guarda, questi gnocchi sono cremosi al punto giusto. Ma come Andiamo. guardi, cremosi? Stiamo a Napoli, tradizione, cremosi. Sono troppo buoni. Così va bene. Eccoci con i secondi. Provola alla pizzaiola, braciola e melanzana a funghetino. Buon Perfetto, appetito. grazie. Se permetti. E io allora sento questo. Mettili melanzana a funghetto in mezzo, Vabbè, se devo... Bevi. Allora, questa è involtino di carne cotto col sugo con dentro formaggio e spezie. Esatto. Ed è subito amore. Si squaglia un bocca, un burro. Proprio delicatissimo. Però questa la devi assaggiare. È troppo buona. Non ti preoccupare. Mo, ci arrivo. E fa una cosa, che senti questa e io sento questo. Cambio. Questa non l'ho mai mangiata. Prova, Niente prova. buono. Senti. Dolce e soave come una gran nobildonna dei tempi che furono. Sto matrimonio sa da fare. Mamma mia. E presto lo rifarò, Proprio, il sapore della tradizione napoletana qua dentro. Si sente. Cioè, dove si trova sta? Cioè, solo come la fanno? È raro trovarla perché comunque questa è una ricetta antichissima. Quindi poche sono le trattorie che ancora la fanno. Pensa, le facevano le nonne dentro le case. Dopo se riesco a faccio la ricetta perché la voglio replicare, troppo buono. Caro Angelo, te devo dire tutto ultra buono, però mi è rimasta nel cuore la pizzaiola. Ho mangiato, ci ho sentito la vera tradizione delle nonne napoletane. Detto ciò, come direbbe Baglione, io me ne andrei e a te ti tocca de pagar conto. Non ti preoccupare, ti sei trovato bene? Alla grande. Sono contento. Ciao bello Ci mio, vediamo alla prossima. presto. Ciao ciao. Oh Anto, cena fantastica, tutto ultra buono e mi raccomando, da un bacione a nonna. Grazie a te, alla prossima. Ti aspettiamo alla prossima. Ciao bello mio. Ciao. Ciao ciao. E che dire, cibo fantastico, ma la cosa più bella è vedere due ragazzi giovani portare avanti una tradizione di 150 anni con il cuore e con l'anima. Ciao belli mia! Oggi sono al centro storico, la famosa Spacca Napoli, per il terzo appuntamento e sto in attesa di Valerio. Mi chiamo Valerio e faccio l'avvocato. Spesso per la mia professione mi ritrovo giacca e cravatta e quando torno dal tribunale e vado allo studio, in una parte dello studio ho attrezzato una vera e propria cucina.
tolgo via la giacca e indosso il grembiule. E da lì divento chef in cravatta. Un personaggio che ama raccontare le proprie ricette con storia, poesia e fantasia. Eccoci qua. Oh, bello mio! Benvenuto. Come stai? Grazie, grazie. Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Guarda, ti ho portato un bel regalo. Vieni. Grazie, bello mio. E il cornetto? A Napoli si dice un cornicello. Senti, bando alle ciance, ma dove mi porti a mangiare? Ti porto a mangiare da un amico mio, Antonio, alla Campagnola, sta qui vicino. No, vai, fammi strada, dai. Il centro storico di Napoli è il più grande d'Europa ed è la zona più turistica della città. È stato dichiarato patrimonio dell'UNESCO nel 1995. Allora, è mezz'ora che camminiamo, ma quando si mangia? Siamo arrivati, guarda, goditi un po' la città, stiamo a Spaccanapoli. Bella, bella, Una città piena bella. di leggende, storia. Ma conosci la leggenda di Munacello? Sì, del frate fantasma. Il Munacello ti porta fortuna, Ah. Però, attenzione, i distanti parti dalle... Che mazziata. Valerio! Caro Gaetano, tutto bene? Tutto a posto, carissimo. Antonio? Ancora deve arrivare a breve. Ah, perfetto. Gaetano, ti ho portato questo amico mio da Roma. Mi raccomando, vuole mangiare bene come sempre. Piacere, Gaetano. Gaetano, dove ci possiamo accomodare? Solito posto. Ok. Vai tu. Io devo rubare 5 minuti del tempo tuo. però. Sono tutto per te, carissimo. Grazie, bello. Gaetano, la Campagnola dal 1947. E adesso mi devi raccontare la storia di sto locale. Questa nasce nel 47 come cantina di dopoguerra. Il nonno dava il vino agli avventori e loro si portavano da mangiare. Ogni tanto la nonna serviva qualche pietanza, uno primo, uno secondo, quello che trovava al mercato e consumavano da mangiare. Tipo le osterie romane. Bravissimo, la cultura era quella, dai. Ma se non so troppo indiscreto, centro di Napoli, tanti turisti a passare, ma non è che ci avete il menù turistico? Manuele, e mi fa pigliare con loro frate. Noi capaci ma storia, tradizione. O soffritta, genovese, rauo, scarparella, pasta e patana, pasta e fasullo, polpette casarz, braciolo, salsiccia e friariella, parmigiani e mulignani, fritture gambere e calamare, baccalà, curonella, la paranzella fresca appena piscata, dolce, frutta e caffè. Ne presente la matriciana? Sì. Non la pensavo, che noi facciamo una lardiata che alla fine romano, frate. Adesso basta però, dopo che mi hai detto tutte queste cose me le fai assaggiare tutte quante, che c'ho fame, eh? Va benissimo. Qua sai che si mangia buono? A genovese, o scarpariello, o ciulillo caricotto. Avvocato, che ci mangiamo e buon oggi? Gaetano, facci mangiare un po' di tradizione. Mentre stai parlando con Gaetano, ho scritto una poesia. La vuoi sentire? Sì. Allora, se tu incontri una figliola, non ci pensare voto, vieni te nella Campagnola. Questa trattoria antica, rindo cuore sta città, ha fatto innamorare gente di tutte età. Falla pro ciurilla caricotto, 3/4 vino, una cazzosa e una zuppa di carne cotta. Genovese, ragù, scarpariella. E mo', hai te lo tavola che sia ancora più bella. Devi sapere che questa è una cantina rindo vasciatella. E mo', ascita mano in mano e datevi un vaso rindo vicariella. Bravo, bravo, bene. Grazie. C'ho una fame, mamma mia. Sono abbastanza veloci, non ti preoccupare, ma fra poco... Eccoci qua, iniziamo. Ciurillo ripieno, un parolo buttonata, poi pensavo un carro friarillo. Graziamo. Io comincerei da... Subito? Questo come si chiama? Un ciurillo caricotto. E mo, vediamo, questo ti mozzica così. Sì, si mangia così, lo vedi? Ecco le esplosioni che ci piacciono. Sta roba, oh. No, fatti pure questo, va. Questo è un parolo imbuttonato. I peperoni ripieni. Io mi mangio tutto.
questo è per sgrassante. È sgrassante. Sgrassante. Quindi, mo col grassato che faccio? La ringrasso, no? E rimagno. E voglio perdermi dentro sti sapori. Ho sozzato tutto, però non valeva la pena. Eccoci qua ragazzoni, vi ho fatto una grande genovese e un scarpariella. Giusto due assaggini, Mi butta giù. Permetti, Dici. io mi ispira più quello, tu piate questo e io mi più questo. Vabbè, sei ospite, dai, va bene. Forza. È un'opera d'arte. Oh. Mamma mia. Sto zitto, me la assaporo e ogni boccone mi viene in mente che questa l'hanno mangiata papi, imperatori, attori, cantanti, nobildonne e anche ladroni. Questa è per te. Mangiate questa. Questa. Attentiamo. Intanto lo scarpariello te lo sai mangiare, questa è una scarpetta, non è uno scarpariello. Vabbè. Allora, come si fa? Dammi la ricetta, lo scarpariello. Semplicissimo. Padella, olio, cipolla tagliate a piccoli dadini, fai soffriggere, poi cali dei pomodorini tagliati, li fai belli appassire, ci metti un goccino di acqua di cottura, giusto per farli appassire, dopodiché cali la pasta al dente. Pomodoro, aglio o cipolla? Cipolla. Cali la pasta al dente, la fai un pochettino risottare, diciamo così, nel pomodoro, quasi a fine cottura ci aggiungi, anzi a fuoco spento proprio, ci aggiungi pecorino, parmigiano, basilico e peperoncino. Tutto a sentimento. Vai, tutto a grazie. sentimento. Faccio. E ti consoli la vita tua. Allora, che ti pare? Sto piatto è il piatto di Cenerentola, è degno di una grande scarpetta, amico mio. Questi sapori mi portano lontano e li terrò sempre in mezzo al cuore. Baccalà fritto e surpetta al ragù. Oh, Spettacolo proprio. questo lo si mangia con le mani? Sì. Io lo mangio con le mani. Buono. Frittura leggera. Polpette con ragù napoletano, capito? Sono burro. Ui, come è andata qua allora? Tutto bene? Benissimo. Vi porto qualche altra cosa, ragazzi? No, sto scoppiando, mi fa sentire male. Una cosa sì però, portami il conto, però lo tagli a lui perché paga lui, sono ospite. Anzi, va, fate salutare, va. Ciao bello mio, grazie di tutto. Grazie di tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao bello. Ciao. Oh, la campagnola, tanta roba. E poi qua genovese che te la metti in bocca, ti fa innamorare il palato e ti scende al cuore. Ciao belli mia! Tra i giovani si sta perdendo la tradizione antica della cucina delle nostre nonne. Noi di Old Italian Food andremo alla riscoperta delle antiche trattorie italiane.
Salve, salve. Gentilmente, mi fate assaggiare qualcosa della tradizione napoletana? La frittatina di pasta. Lei mi consiglia la frittatina di pasta? La consiglio. Aggiudicata la frittatina di pasta. Aggiudicata. Salve. Buongiorno, salve. Mi darebbe una sfogliatella? Scusate, che vi state a mangiare? Pizza a portafoglio. Ah, quasi quasi manco. È dolce o salata? Perché c'è pure salata? Scusa, Ciao, dimmi. che mi daresti pure una pizza fritta, grazie. Tieni, caro, tieni. Bella, batti l'occhio. Come? Come? Batti l'occhio, la pizza tutta qua siamo. Ricotta, provola, scicoli, pomodoro e Sì, vado a mangiare, Buon appetito, ciao. vai. Sì, abbiamo le dolce ricce frolle con la ricotta semoli canduti e abbiamo anche le salate, salsicce friarelli, ricotte salame. Salsicce fiorelli? Sì. Salsicce fiorelli, grazie. Certo. Come la dolce, la riccia o la frolla? Ah, proprio, dai. Lo street food napoletano ha radici forti nel proprio popolo. E girando tra le vie della città non puoi fare a meno di essere attratto dalle invitanti vetrine che mostrano delizie della cucina partenopea. Il nostro Emanuele, essendo un gran golosone, è stato attratto da tante prelibatezze e non ha potuto fare a meno di lanciarsi in un tour veloce per assaggiare un po' delle pietanze simbolo dello street food. A Napoli, se vai di corsa, puoi sempre fermarti a mangiare lo street food. Io ho cominciato dal dolce, la classica sfogliatella, ma ho trovato la versione anche salata, salsicce e fiorelli. Poi, frittatina, pizza a portafoglio, pizza fritta, montanara e un coppetiello. E sto appena al 50% del cibo alla strada tradizionale. Adesso però non ce la faccio più. Mi serve qualcosa per digerire. Oh papà, Buongiorno amore mio. fammi una cortesia, fammi una gazzetta a coscia aperta che sto a morire. E mo ti faccio alleggerire quello che ti mangiate pure a Natale. Vai. A Napoli se vuoi digerire ti beve assolutamente la gazzetta a coscia aperta. E ti dico la verità, funziona proprio, mi ritornerà fame e continua il mio viaggio con All Italian Food. Colorata, caotica, dai 1000 profumi e dai 1000 sapori. Napoli è proprio come la cantava Pino Daniele. Una città meravigliosa, piena di tesori da scoprire, il folklore popolare, il buon cibo, le tradizioni. È impossibile conoscere la città partenopea senza tuffarsi nella sua grande cultura culinaria. Ultima tappa, vediamo dove ci porta Emanuele. Quartieri spagnoli, ultima tappa. Un tempo temuti perché frequentati da gente malfamata, ma oggi diventati il centro della movida napoletana. I Vasci, cioè i bassi, piccoli appartamentini al piano terra abitati dal popolo, ma oggi trasformati in locali e ristorantini. Ma solo uno ha mantenuto alta la tradizione napoletana dei Vasci, o Vasci Annunziatina. Oh! Bello mio, e tu sei pure trovato? Dai, sta mamma, vieni. Mamma, guarda che mi faccio trovare. Oh, bella mia Annunziatina! Mamma mia! Sempre uguale, sempre bella mia. Che dici? Tutto a posto, tutto a posto. Non me la mano a fare Ogni volta che vengo mi fa sempre lavorare. Dai. Asciutto del mare.
E dammi una mano a fare il polpetto, che Sì. non già fa parecchia. Ok. Ma quante ne devono fare polpette? Ma si santini, 120, Sì, 130. tombola. Beh, non siamo tanti, noi siamo a mangiare polpetta. Ma dammi un po' la ricetta di queste polpette, non si dice. Semplice, allora una bella carne macinata di 2 tagli, poi mette un poco d'aglio, prezzemolo, formaggio romano, preferibilmente romano, che è più gustoso, e pane bagnato in acqua e che sta in pasti e che sta la polpetta. A parte le polpette, che mi fai mangiare? Ah, aspetta, mo ti faccio vedere, aspetta. Allora, pasta e patate, guarda, pasta e patate, un friariello vicino alla polpetta, una bella zuppulella fritta in zucchero all'ultimo. Questo è un po' di caffè. Ecco. Vabbè, ne ho fatte una ventina, mo ha chiamato Fabio, continua a farle te. Ah, poi hai trovato la scusa, vieni igiene, giusto? Ci tua così fai. Oh Fabio, Oh, Manuel. che sei, gratta al calcio? Eh sì, un po' di formaggio c'ho. Senti un po' una cosa, ma come ti è venuto in mente di fare sto wascio? Manuel, i quartieri spagnoli anticamente venivano visti come un quartiere malfamato, un quartiere diciamo di pescatori, di marinai, e quando hanno cambiato tutto, hanno fatto ristorantini, locali, io ho deciso di fare qualcosa che manteniva la tradizione. Allora all'interno ho pensato di fare una cena in famiglia, con un unico tavolo e tutti insieme a mangiare con noi. E questo ti fa onore. Sì, vabbè, ma a sta gente che viene a mangiare, ma chi gli dà da mangiare? Allardiate, pasta e patate caprofile, salsicce e fiarine, puppette e patate, acqua, vino, dolci e caffè. Pure. Sì, vabbè, ma quando si comincia? Oh? Il 8:30, palla al centro. Oggi allora siamo pronti per entrare? Andiamoci, andiamo a pariare. Ciao. Come sta? Sera, a posto. Manuel, vai pure tu, va. Ci siamo a divertire. E andiamo, che è ora? Scusa, però l'importante è ci divertiamo. Oh Angelo, guarda chi l'ha sfruttato. Io preferivo una bella donna. ma contenta, dai. Grazie, dai. Come è andato il viaggio a Napoli? Tutto a posto. Che ti mangiate pure? Che mi sono mangiato di buono? Mi sono mangiato di tutto. Allora, adesso vi arriva in tavola un piatto che ho a casa, a pasta e patate caprofile. Il piatto del riciclo, un piatto chiamato così perché veniva fatto con tutti gli alimenti di scarto. Le patate erano le bucce che avanzavano dalle famiglie più facoltose. Lo stesso vale con il lardo di maiale, all'epoca si gettava via, oggi è caro. La provola, prima si mettevano le scorze di formaggi. La pasta stessa, la pasta mista, non è altro che tutta la pasta che avanzava al mulino che veniva regalata. Noi chiamiamo burrere a tavola. Ecco a voi la nostra pasta e patate caprofile. E dai! Che lo faccio mangiare? Faccio arregliare. Ragazzi, il consiglio è giratela, fate sciogliere la provola e poi mi dite. A Napoli sai come si dice? Si dice sa da fa pusare, deve riposare. Qui 30 secondi giusti, guarda. E muovi. Sì, guarda come fila, pare dalla Finlandia. Vado? Vai, momento. Una poesia. Hai visto? Un piatto povero, sembra uno scrigno di legno, ma quando lo apri dentro c'è sta un tesoro. La magia delle 3P, pasta, patata e provola. Adesso facciamo un po' di cavolo. Ogni boccone è una sensazione diversa.
Chiudo gli occhi e penso lontano e ancora una volta mi innamoro di sta cucina. Sono sotto cungetta e solo lì calci, scianto sempre di netta, a vita voglieri. Quando mi ributtaia e chiudo facuta, accende mamanaia, mazzetti quantità. Chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnola, sono nato con dei male, metà coppa chi voglio. Chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnola, sono nato con dei male, metà coppa chi voglio. Uè, caro bebè, guarda qua, e quando vengo a te mi sembri turba, Il mix perfetto per finire questo mio viaggio a Napoli, ovascia e nunziatina. E che dire, buon cibo, amore per la tradizione e tanta voglia di divertirsi. A me già mi manca sta città, ciao belli mia!